Lina Urso Guicciardino, presidente del Centro Guttuso, siamo arrivati alla 28ª edizione della Mimosa d'Oro. È un appuntamento ormai importantissimo che ogni anno, pur tra mille difficoltà, si riconferma qualcosa di comunque molto ambito. Sì, siamo alla 28ª edizione ed è effettivamente atteso. È ambito forse perché i temi che portiamo avanti sono di grande valenza veramente e il tema di quest'anno lo è forse ancora di più perché parliamo di trapianto organi e di donazione. Parlare di trapianto organi è qualcosa che ci fa sentire veramente umani nel vero senso della parola, ci fa sentire utili, veri, vivi e infatti il tema praticamente che porteremo quel giorno al teatro sarà questo: dire a tutti, donare è una cosa bellissima, donare la vita a chi la sta perdendo è una cosa meravigliosa, forse l'azione più nobile che l'uomo possa compiere. Quindi devo dire a tutti, questa è un'edizione particolare, un'edizione che ci farà, diciamo, riflettere, ci farà condividere momenti belli, ma ci farà dire io per la donazione ci sono. Ecco, il premio quindi non può che non andare alla Presidente nazionale AIDO Flavia Petrinni. Anche i riconoscimenti che noi diamo sono sempre delle persone che operano sempre per fare grande, non dico la nostra Sicilia, ma il mondo, perché si occupano e si preoccupano di dare quella serenità, quell'amore, quel rispetto alla creatura, alle persone, diciamo. E quindi quest'anno vanno a Bruna Piazza, a Fabiola Brignone, a Maria Curabba e ad Antonella Zambuto. Tutte persone veramente che meritano il nostro rispetto. Noi diciamo sempre che affrontiamo problemi di grande valenza sociale, però vogliamo darlo questo in un clima sereno, quindi non mancheranno gli intermezzi musicali, la gioia che vogliamo dare a tutti e con noi concluderà la serata Manuela Aureli che con le sue battute, con le sue imitazioni, con la sua simpatia ci farà dire veramente la vita è bella, l'abbiamo, regaliamola pure agli altri. Come sempre la nostra manifestazione è presentata da Peppe Moscato e Gabriello Modei. Invito tutti dicendo la manifestazione è di tutti, non è necessario l'invito, naturalmente e fino ad esaurimento posti. Grazie.